La problematica legata alla medicina estetica, parte 3. Il settore della medicina estetica vanta una forte crescita. Sempre maggiore è la richiesta di trattamenti per migliorare il proprio aspetto e per prendersi cura di se stessi. Sempre più medici si occupano di medicina estetica. D'altra parte, merita di essere sottolineata la distinzione fra il medico specialista in chirurgia plastica ricostruttiva ed estetica, il quale esercita per lo più l'attività estetica curativa e fa diagnosi in tale ambito in ragione della specifica specializzazione conseguita, e il medico che abbia semplicemente frequentato corsi privati di medicina estetica. Le scuole private di medicina estetica, per quanto serie e autorevoli, non si possono e non si devono confondere con le scuole di specializzazione di area sanitaria, riordinate dal Ministero della Salute con il decreto interministeriale numero 68 del 2015. Sempre più di frequente, nel mondo dell'estetica, si improvvisano medici privi di specializzazione universitaria specifica, che si fanno chiamare impropriamente medici estetici, così falsando l'orientamento dei consumatori. In Italia non esiste alcuna specializzazione in medicina estetica. La medicina estetica non è solo una pratica voluttuaria, spesso è tesa a correggere difetti che portano diversi disagi psicologici. Si pensi al labbro leporino, al morso di un cane che deforma un labbro, ad esiti cicatriziali sul viso di vario genere, eccetera. Ciò detto, la medicina estetica si pone a un livello complementare e non alternativo rispetto alla chirurgia estetica, poiché si occupa di prevenzione e successivamente di correzione di piccoli difetti con mezzi non chirurgici. L'abusivismo professionale in ambito sanitario è una piaga gravissima e frequenti sono i danni da trattamenti ritenuti semplici come i filler, il botulino e le tecnologie laser. Questo fenomeno, di conseguenza, ha portato all'aumento del numero di richieste di risarcimento dei danni e, conseguentemente, di interventi secondari per riparare ai danni provocati da chi si cimenta in trattamenti che dovrebbero essere necessariamente eseguiti da medici esperti. Inoltre, gli interventi di chirurgia estetica specialistici non hanno nulla a che vedere con trattamenti cosmetici o semplici applicazioni di prodotti cosmetici che, per loro natura, possono essere effettuati anche da personale non sanitario e non sono invasivi. Il regolamento 1223/2009 CE specifica che per prodotto cosmetico si intende qualsiasi sostanza o miscela destinata ad essere applicata sulle superfici esterne del corpo umano, ad esempio epidermide, sistema pilifero e capelli, unghie, labbra, organi genitali esterni, oppure sui denti e sulle mucose della bocca, allo scopo esclusivamente o prevalentemente per pulirli, profumarli, modificarne l'aspetto, proteggerli, mantenerli in buono stato o correggere gli odori corporei. La cosmesi viene per lo più effettuata da sedicenti medici estetici, non specialisti. È dunque evidente che vi sono due diverse categorie di prestazioni. La prima, inerente a tutti gli interventi chirurgici. La seconda, che riguarda solo i trattamenti cosmetici e puramente estetici. L'obiettivo ideale, per quanto difficile da raggiungere, sarebbe costituito dalla previsione della medicina estetica come specializzazione universitaria. Nel frattempo, sarebbe opportuno che chi intende cimentarsi in tali pratiche si specializzi in una branca adeguata. La più attinente sembrerebbe essere la specializzazione in chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica, o quantomeno frequenti una delle scuole quadriennali di medicina estetica, istituti che forniscono un certo livello di preparazione per quanto non paragonabile a quello che si consegue con la frequentazione delle scuole di specializzazione. Iscrivetevi al nostro canale YouTube. Abbiamo un'intera sezione dedicata alla responsabilità medica. Per maggiori informazioni visitate il nostro sito e seguiteci sui social media.